moves fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream, and I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddie, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby. A te la linea, Lorenzo. A filo diretto, io sono Lorenzo Viviani, ringrazio Lorenzo Barbonari, scusami Lorenzo, in regia, ben ritrovati. Oggi naturalmente la parte del filo diretto del venerdì, quindi tratteremo un po' di temi legati alla nostra agricoltura, alla nostra pesca, al nostro agroalimentare, ma sapete che oggi è anche una giornata particolare, ve lo dico in prima persona io, dato che sono un ligure, e quindi parleremo anche naturalmente, se volete intervenire, allo 0292947222 o mandare i vostri WhatsApp al 340 67 09 659. C'è anche un tema che è quello delle dimissioni del presidente Toti dopo 80 giorni circa di arresti domiciliari. Quindi insomma ci sarà tanto da parlare, sì, ne ha dette già tante, diciamo tutte da sottoscrivere, parole il nostro direttore Giovanni Sallusti, ma poi durante la puntata e durante queste 2 ore in cui staremo insieme avremo il modo di approfondirle. Però adesso bisogna correre, quindi Lorenzo chiama per favore subito il nostro primo ospite, perché ci deve anche lasciare, perché ha tantissimi impegni, quindi se riesce a contattarlo, ecco, perfetto. Allora ti ringrazio, farlo entrare in linea. Do il benvenuto a Francesco Vincenzi, un caro amico di Radio di Libertà. Francesco è il presidente di ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la gestione e tutela del territorio e delle acque reghe. Buonasera Francesco. Buonasera a voi. Ciao Francesco, tanto sappiamo che è poco tempo, te oltre a essere presidente di ANBI sei anche un imprenditore agricolo, quindi più che ne ha più ne metta, avrai sicuramente tantissime cose da fare. Questa puntate ormai da circa un mese stanno iniziando descrivendo la problematica, ad esempio, della crisi irrigua del meridione, soprattutto quella siciliana. Ecco, tu sei presidente dei consorzi di bonifica, di chi reggimenta le acque per l'agricoltura, ma di chi anche reggimenta le acque in visione di una tutela del territorio. Com'è la situazione a livello italiano? Sappiamo quanto ti sei speso anche nella progettazione, all'interno delle progettazioni del PNRR,
come Ambi sia stata protagonista anche di tanti progetti, di tante progettualità e anche di un'interlocuzione forte, viva con la politica. Com'è la situazione in questo momento? Purtroppo la situazione è quella che ormai si ripete da anni, dove abbiamo un'Italia divisa in due. Quest'anno purtroppo ne tocca al mezzogiorno del nostro paese, ma 2 anni fa toccava in questo stesso periodo, eravamo come Nord Italia nelle stesse condizioni che naturalmente non abbiamo dei quantitativi d'acqua, ormai sono più di 6 mesi che non piove in alcune regioni come la Sicilia e non abbiamo più nessun invaso che possa distribuire, che abbia la quantità di acqua da distribuire. Nelle prossime settimane purtroppo si aggraverà la questione non solo in Sicilia, ma ancora di più si aggraverà in Calabria, in Basilicata, è già drammatica, e la Puglia, perché pare che nelle prossime 3 settimane ci sarà solo acqua per l'uso umano e non ci sarà più acqua per l'agricoltura. Il centro sta leggermente, diciamo per fortuna, sta lentamente andando verso un momento di difficoltà, ma ci sta andando con un mese di ritardo rispetto al mezzogiorno, mentre il nord abbiamo il problema contrario. Dobbiamo regimare l'acqua, abbiamo grandi laghi molto pieni e quindi creano notevoli difficoltà anche nella rapportazione con il turismo piuttosto che con gli altri usi della risorsa. Insomma, è un paese spaccato in due, ma è la fotocopia di quello che succede quando delle politiche dell'acqua agiscono solo ed esclusivamente in emergenza e non in prevenzione. Proprio questo, guarda Francesco, mi voglio unire al discorso che stai portando avanti. A parte che è paradossale, questa discussione l'abbiamo fatta, mi sembra, 1 anno fa, 2 anni fa, e dipingevamo diciamo, l'Italia al contrario, no? Perché parlavamo della crisi idrica al nord e di come invece il sud paradossalmente se la stava cavando. Adesso il contrario. Non c'è il rischio che poi, soprattutto, ad esempio, al nord ci si addormenti, ma dico anche a livello regionale, oggi parleremo di regione anche per il discorso Liguria, che quando siamo l'Italia anche bravi a volte a gestire l'emergenza, ma poi dici è piovuto, e allora sai sentire, ma vuol dire che è stata una volta una cosa passeggera. Non riusciamo mai a trarre insegnamento dalla situazione, lo dico anche da ex uomo politico da questo punto di vista, e dire va bene, ci siamo messi in ginocchio, abbiamo perso, qua stiamo parlando in Sicilia, bestiame, abbattimento di capi di bestiame, Certo. che non riusciamo a dire, ecco, c'è stata questa catastrofe, ci muniamo perché potremmo essere 10 anni in cui piove, ma l'11° anno saremo preparati e non dovremmo subire tutto questo. Non siamo capaci di programmare delle risposte anche per essere sicuri di non perdere, di avere degli anni così catastrofici come quest'anno. Magari non ci saranno più, ma se ricapitasse siamo pronti. È tanto difficile ragionare così. Noi purtroppo la dimostrazione è esattamente il contrario, ovvero è quello che noi siamo bravissimi a gestire le emergenze, tanto di cappello alla protezione civile, a tutti coloro che gestiscono le emergenze, ma siamo altrettanto bravi a dimenticarci di quello che succede. All'indomani di una pioggia del 2022, il 20 di agosto, ci siamo dimenticati che è stato l'anno dove abbiamo pagato 10 miliardi di euro di danni all'agricoltura per la crisi idrica del nord del paese. E questa volta ho l'impressione che succeda la stessa identica cosa, ovvero noi ci dimentichiamo il giorno dopo dell'evento di quello che è accaduto. Credo che però oggettivamente come paese che vuole essere ancora un paese leader in Europa, ma io dico anche leader nel mondo, in particolare nelle produzioni dell'agroalimentare, credo che una riflessione per aumentare la resilienza in un contesto tra l'altro abbastanza difficile, perché oggi non c'è solo la lotta ai cambiamenti climatici, quindi le politiche sia di mitigazione ma soprattutto di adattamento, ma abbiamo anche un contesto di sostenibilità ambientale, che è un concetto nuovo nella gestione della risorsa, che naturalmente va a incidere anche questo in modo negativo rispetto al passato, ma proprio per questo che però dobbiamo essere capaci di avere una visione e una strategia per affrontare queste tematiche qua. Non possiamo accontentarci dello stato di calamità, del commissario straordinario o di altri provvedimenti che mettono un cerotto temporaneo ma che non risolvono il problema. Ecco, noi come Ambi e come Consorzio di Bonifica è da diverso tempo che proponiamo al Paese delle progettazioni, ma molto spesso non solo ci fermiamo davanti allo scoglio del finanziamento, ma proprio abbiamo la percezione che tutte le volte ci sia un'urgenza da gestire rispetto a una programmazione, e questo è il dramma del nostro Paese. Assolutamente, ma scusami, ma c'era il PNRR, c'è il PNRR, i fondi, le progettazioni. Ecco,
a volte sono belle parole, ma poi rimaniamo, diciamo, in sospeso, e questo ce l'hai spiegato molto bene. Un paese quindi diviso a metà, invasi, dighe, quindi non c'è una ricetta unica, cioè per la Sicilia e che vada bene per l'Emilia Romagna, sono progettazioni che devono essere portate avanti. I problemi, ecco, la domanda proprio, sono diciamo paralleli, sono simili, oppure bisognerebbe mettere la testa territorio per le esigenze che ci sono? Ambi su questo come si comporta, ad esempio, a livello nazionale? Ma guardate, innanzitutto dobbiamo dire che le progettazioni possono anche dirsi che possono essere omogenee nel paese. Il problema è che ogni pezzo, ogni parte del nostro paese ha delle caratteristiche talmente diverse, morfologiche, talmente diverse di economia, va bene, che ha bisogno di essere affrontate in modo pragmatico. Per noi le parole d'ordine sono tre. Il primo è manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere che fino ad oggi ci hanno garantito un sistema e una distribuzione corretta della risorsa. Seconda roba è infrastrutturazione. Noi ci siamo fermati di costruire gli invasi, delle traverse, delle casse di laminazione di fronte a un drammatico evento del nostro paese, ma non siamo riusciti, va bene, a capire che dopo quello bisognava migliorare nella sicurezza e nella progettazione, ma proseguire. E l'altra questione che ancora oggi ritardiamo a comprendere è mettere in campo quelle tecnologie che oggi ci permetterebbero sia di superare delle resistenze culturali che abbiamo nell'utilizzo della risorsa idrica, ma anche nel migliorare la gestione stessa. Faccio un esempio. Con 2 miliardi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i consorzi di bonifica hanno dichiarato e confermeranno nel 2026 di aver risparmiato, grazie all'innovazione e alla tecnologia, 1 miliardo di metri cubi di acqua, che rimane a disposizione per l'agricoltura e rimane a disposizione per degli altri usi. Queste sono le innovazioni, queste sono le idee che il Paese deve portare avanti in un contesto di spesa pubblica e darci delle priorità. Perché un paese che vuole essere leader nell'agroalimentare, leader nel turismo, leader nell'economia non può far senza di capire che l'acqua deve essere gestita in modo nuovo e diverso dal passato. Certo, poi faccio i complimenti perché quando parliamo di Ambi parliamo anche di una rete infrastrutturale che molti non conoscono, ma che ci insomma, mantiene veramente lontani dalle catastrofi. Molte volte sono inevitabili, però se non ci fosse Ambi, se non ci fosse comunque il servizio che è dato anche all'agricoltura, insomma, tante zone d'Italia non sarebbero uguali a come le vediamo in questo momento, insomma. Quindi è una rete infrastrutturale veramente da conoscere e da riscoprire. Io ti ringrazio Francesco, ti libero quasi 2 minuti prima rispetto ai 25, in che era la data, diciamo, alle 18:25 dovevamo salutarci, quindi io ti ringrazio veramente, la prossima volta che sarai nostro ospite sarei veramente sempre ben gradito. Grazie a Francesco Vincenzi, Grazie a presidente voi di per Ambi. l'opportunità. Grazie. E allora continuiamo la nostra cavalcata verso le 18:30 che faremo naturalmente i nostri pausa canzone. C'è una telefonata in linea, pronto chi è? Buonasera, sono Lisetta. Ciao grande Lisetta, dimmi tutto. Allora, volevo dirle che ci vuole la dissalazione dell'acqua, perché l'acqua dolce mi sembra che manca oggi e domani mancherà ancora di più, in ragione, dico io, della crescita della popolazione sommata agli usi agricoli, come avete detto voi, e industriali. Bisogna trovare naturalmente in fretta delle soluzioni. Allora, uno dei sistemi più promettenti per far fronte al problema è rappresentato dagli impianti di dissalazione. Assolutamente. E poi certo. dovrei aggiungere che l'approccio più diffuso a livello globale per la potabilizzazione dell'acqua di mare, da qui la necessità, secondo me, di integrare gli impianti di dissalazione a osmosi inversa, con dispositivi come quello di Enea Seco, in grado di recuperare l'energia del retentato, per riutilizzarla nello stesso processo con conseguenti, mi sembra, risparmi sui costi energetici, come sottolineano i ricercatori del tema di progetto. Tutto qua, da quello Grazie che ho letto io. anche Lisetta in versione ingegnere. Grande Lisetta, sei sempre precisa, puntuale e soprattutto insomma, parli con cognizione di causa, quindi è sempre un piacere sentirti. Io devo dire la verità, sono d'accordissimo con te, anche se devo dire la verità non mi innamoro mai sempre di una tecnologia. Io penso che, e lo vedo dai paesi più intelligenti del nostro. Il nostro paese è un paese di persone estremamente intelligenti, ma il sistema paese molte volte lo è meno.
però invece i paesi che funzionano strategicamente meglio e che ragionano meglio di noi utilizzano tanti tipi di energie, tanti tipi di recupero delle acque, c'è chi ad esempio fa il recupero quasi totale delle acque reflue, quindi insomma noi ne abbiamo tante di cose che possiamo mettere in mezzo e soprattutto il discorso delle invasi, poi penso alle tante dighe che sono presenti, come ne ho parlato anche con l'amico Antonino Danna, che è proprio di terra siciliana, e come ha descritto molte volte delle situazioni insomma, nuovi, innovativi e delle opere monumentali che poi rimangono senza le condotte per portarli nei campi. Questo è il paese veramente che non ci piace, è il paese che non può funzionare in questa maniera, anche perché sono grandi soldi degli italiani, dei siciliani, di tutti noi che vengono buttati dentro al VC. Dentro al VC. Allora, sono le 18:26, vi avevo promesso tanto occupiamo questi 4 minuti perché siamo partiti col turbo per parlare naturalmente dei temi agricoli, perché il nostro amico Francesco Vincenzi naturalmente aveva delle tempistiche che doveva rispettare. Qua in questi 3 minuti cominciamo a parlare un po' del problema Liguria, ma solamente perché da Ligure non mi sento di essere su una radio che ha una copertura nazionale, parla di agricoltura, quando abbiamo un presidente della regione, fra parentesi, meglio amministrata d'Italia, la regione Liguria. Oggi l'ha detto anche il nostro direttore Giovanni Salusti, la regione, e non detta, fra parentesi, da un organismo di parte dell'Università di Göteborg, dove praticamente il nostro ente, l'ente Regione Liguria, è quello che amministra, l'ente che amministra meglio a livello italiano, quindi che ha diciamo un voto molto alto in classifica. E questo naturalmente sappiamo invece quello che è successo oggi, che il presidente Totti, per riacquistare la possibilità di difendersi anche mediaticamente, per riacquistare la propria libertà dopo 80 giorni di detenzione e arresti domiciliari, ha deciso di dimettersi, quindi non è più presidente di Regione Liguria, quindi Regione Liguria andrà al voto. Penso che saranno, ora magari siete più informati di me, ma saranno dai 60 ai 90 giorni, quindi le elezioni saranno il prossimo fino ottobre, novembre, insieme naturalmente a altre 2 regioni che vanno al voto come l'Umbria e l'Emilia Romagna. Ricordiamo l'Emilia Romagna del governatore uscente Bonaccini, che è diventato europarlamentare, insomma, quindi insomma ci saranno tante cose di cui potremo discutere in quest'estate sempre più calda, però quanto vi posso dire da Ligure, il mio voto, che vabbè non nascondo che è andato al centrodestra, diciamo, è una regione che è andata al voto prima, quindi io non posso che portarvi questo dato di fatto da Ligure e naturalmente non sentirmi in questo momento una persona libera al 100%. Questo è un mio tema personale, perché quando un presidente di regione viene arrestato e costretto, proprio costretto, perché se no non gli sarebbe stata mai ridata la libertà a dimettersi, senza neanche la possibilità di, come hanno avuto ad esempio tanti altri presidenti di regione, ad esempio di recarsi al lavoro, di avere altre possibilità, o comunque sia di portare avanti il loro mandato, che sarebbe andato comunque in scadenza tra poco, ecco, non è sicuramente una buona pagina né di politica né insomma, di attualità, di quello che stiamo vivendo in questo momento, senza esagerare e senza dire cose che possono offendere le sensibilità di chi crede in maniera diciamo più forte, senza andare diciamo contro procure e magistrati, però sinceramente non è una buona pagina per il nostro paese. Vai, 10 secondi prima della pubblicità. Pronto, chi sei? Ciao, sono Nando da Pioltello, lo dico a te che sei ligure, lo dico al capitano. Vai. Se per caso sta ascoltando la radio. Vai. In Liguria candidiamo Siria Magri, la moglie di Giovanni Toti. Ciao. È anche una grande, bravissima giornalista, quindi non sarebbe un volto sicuramente, sarebbe anche magari un volto che ci potrebbe portare a rivincerlo, dico da elettore di centrodestra, la regione. Grazie Nando per il suggerimento. Sono 18:30, andiamo, facciamo un attimo di pausa e al rientro dalla pausa ascolterete The Weather Report, dato che parlavamo di tempo, di caldo, di clima, abbiamo parlato di pioggia, quindi meglio The Weather Report non ci poteva essere naturalmente nessun altro, quindi previsioni del tempo, Birdland dall'album Heavy Weather, e intanto sono anche tempi pesanti, quindi ci sta. Vai, a tra poco.
Lorenzo, a te la linea. Grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo, siamo due omonimi, quindi insomma creeremo un po' di confusione in radio. Ben ritrovati, avete ascoltato Birdland dal 1967 dall'album Heavy Weather, comunque insomma tempi pesanti, come dicevo, soprattutto lo dico col sorriso, ma un sorriso amaro qua in Liguria, anche perché stavo riflettendo durante la pubblicità a qualcosa, una parola che insomma ha delle frasi che abbiamo già sentito tanto su queste frequenze e anche nei talk, ma la presunzione di innocenza. Adesso io vorrei sapere, faccio una domanda anche a voi radioascoltatori, ma se poi Giovanni Toti, come abbiamo visto per tante altre vicende processuali, tutto finisse in una bolla di sapone, come ci si comporta? Quali sono gli effetti? Ma è possibile? Cioè dovrebbe esserci 3 gradi di giudizio, dovrebbe esserci almeno la condanna in primo grado, la Severino, sappiamo che uno si deve dimettere, ma invece ci ritroviamo con una persona che non è stata neanche, cioè non è ancora finita l'indagine, quindi ci ritroviamo che insomma si è dovuta dimettere, mandando una regione e una giunta e un presidente democraticamente eletto di nuovo al voto. Va bene, sono le 18:38, il nostro ospite non risponde, il nostro ospite prossimo, se riusciamo a contattarlo, è il nostro amico Vadis Pesanti. Perché? Perché noi ci ripromettiamo sempre su questa radio di fare le cose che non sono di moda. Quindi siamo stati i primi a parlare di Granchio Blu, poi diciamo quando l'argomento è diventato di moda, abbiamo cercato di trattarlo, ma in maniera molto tecnica. Adesso sembra che il problema Granchio Blu non esista, nessuno ne parla. Prima vi dicevano mangiate il Granchio Blu ogni 5 secondi, il Granchio Blu sapete bene che cos'è, questa specie che non è endemica del Mar Mediterraneo, arrivata nella sua fase larvale, quindi diciamo in forma microscopica all'interno delle acque di zavorra delle navi, è arrivato al Mediterraneo negli anni 50-60, ha colonizzato gran parte del Mediterraneo, ha avuto questa esplosione demografica, soprattutto nei mesi di siccità, poi c'è stata naturalmente la catastrofe dell'Emilia Romagna, quindi questo Po impetuoso che ha portato e riversato milioni di litri d'acqua, e il granchio blu che noi non vedevamo nelle acque lagunari è arrivato praticamente a colonizzare l'intero areale che è dei nostri vongolari, distruggendo un'economia gigantesca, proprio quella della vongola verace. Vedremo se riusciamo a contattare Vadis, dato che è un settore che sta subendo una crisi immane, se riusciremo ad aggiornarvi, anche perché naturalmente è un messaggio importantissimo da mandare, anche quello di consumare le specie aliene. Sembra una stupidaggine, ma non è così. Abbiamo tante specie che hanno colonizzato il nostro mare, che non sono endemiche del nostro territorio, di cui la popolazione ad esempio ha raggiunto anche dei livelli enormi, catastrofici. Pensiamo al granchio blu, ma possiamo pensare ad esempio al pesce serra, che è un pesce che arriva dalla parte inferiore del bacino mediterraneo, che per l'acqua più calda è arrivata anche dalle nostre zone, che arriva naturalmente in maniera anche diciamo prepotente nei nostri mari, magari andando a occupare anche delle nicchie ecologiche, quindi il posto di qualche altra specie che invece è endemica del nostro territorio. Quindi anche indirizzare la nostra alimentazione su alcune specie vuol dire dare una mano naturalmente ai nostri pescatori, ai nostri allevatori, ma anche fare un grandissimo servizio ambientale, perché stimoliamo la pesca, stimoliamo l'allevamento, stimoliamo chi deve andare a prendere queste specie aliene a catturarle, quindi naturalmente a eliminarle, quindi abbassare il numero, che naturalmente il numero così elevato provoca sempre degli squilibri all'habitat marino. Fra parentesi, proprio in questa settimana ne ho parlato in varie trasmissioni anche televisive, stiamo attenti soprattutto anche a alcune specie, fra parentesi ne parliamo anche con Valentina, anzi avremo la nostra Valentina, ricordatemi cari amici di ricordarli a Valentina questa domanda, perché abbiamo anche specie che arrivano invece dalle acque tropicali del Mar Rosso, mi viene da pensare il pesce palla, ebbene sì, anche nel Mar Mediterraneo c'è il pesce palla. Abbiamo queste migrazioni lessepsiane che arrivano dal Mar Rosso, perché come ben sapete questo confine fra
il Mar Rosso, il Mar Mediterraneo è venuto meno con l'apertura del canale di Suez, ormai tanti anni or sono, però il misto canale di Suez, il misto l'acqua più calda del Mediterraneo, tante specie tropicali della barriera corallina arrivano nei nostri mari, prima hanno colonizzato naturalmente la parte più bassa del Mediterraneo e poi si stanno spostando piano piano anche nella parte più alta, tant'è che anche nelle acque meridionali italiane, ma non solo, anche del centro Italia è stata trovata questa specie che è il pesce palla, quindi Logocephalus scelleratus, state molto attenti, anzi se trovi una foto digita, caro Lorenzo, se me la mando io, Logocephalus scelleratus, state molto attenti perché se lo trovate non solo lo dovete segnalare, ma non dovete assolutamente alimentarvi di questa specie, perché è il famoso pesce palla che mangiano anche i giapponesi, ma li mangiano solamente nei ristoranti specializzati dove lo chef giapponese ha il patentino per tagliare, quindi lo pulisce in una certa maniera, eliminando naturalmente l'interiore dove c'è il veleno in maggior concentrazione, però ha una neurotossina che è letale e ve ne andate all'altro mondo, quindi state molto attenti. Ora purtroppo ci sono tante insidie e anche queste insidie che arrivano dal Mar Rosso. Lorenzo, niente, il nostro ospite non ci risponde? Niente, ok, niente, ci ha paccato alla grande. Io ti consiglio allora di chiamare, se riesci, la nostra prossima ospite che è Valentina Tepedino, che così magari lui lo recuperiamo dopo. E la puoi anche contattare con Skype se vuoi, guarda, così facciamo subito il bello della diretta è cercare di gestire l'emergenza. Dovete perdonarmi, ok, perfetto, è avvisata la nostra ospite, così anticipiamo il momento di Eurofish Market con la nostra Valentina Tepedino. Abbiamo già instradato il discorso mare naturalmente, quindi magari se riesci a contattarla vediamo di... Bene. Cosa è successo? Eccomi. Oh, eccola qua, la nostra Valentina Tepedino. Grazie Valentina. Intanto grazie. buonasera. Ti abbiamo anticipato perché il nostro amico comune Paesanti ci ha dato il pacco, come si dice, insomma, lo diciamo chiaramente anche davanti ai nostri radioascoltatori, perché il poverino Vadis, ricordiamolo, è un vongolaro, un allevatore di vongole, quindi anche lui ha una vita, sarà in mare magari col telefonino, gli sarà caduto, spero di no, il telefonino in mare, quindi insomma può succedere di tutto, guardate, quindi insomma lo giustifichiamo, lo proviamo a recuperare dopo, quindi ti chiederemo qualche minuto in più. Intanto Valentina, grazie per essere con noi, ricordiamo che Valentina è una preziosa, diciamo, amica di Radio Libertà. Valentina Tepedino è un medico veterinario, direttore di Eurofish Market, ma soprattutto del blog, autrice del blog Informare per non abboccare. Lo vediamo bene in sovraimpressione, ve l'ho anche cercato naturalmente sui social perché è molto interessante, perché vi dà delle dritte, soprattutto in questo momento estivo, quando consumiamo pesce, consumiamo molluschi bivalvi, consumiamo tutti i prodotti ittici, per acquistare bene i prodotti e naturalmente non finire in quel limbo in cui siamo tutti, anch'io compreso, quando vanno al ristorante e non sanno cosa scegliere. Intanto Valentina, cosa ci vuoi parlare oggi? Allora, oggi potremmo parlare, dato che doveva venire Vadis, intanto teniamo il tema molluschi, secondo me, perché è un tema estivo, intanto, perché la gente piace consumare i molluschi in vario modo, e i temi connessi sono intanto che molluschi consumiamo in Italia e quali potremmo anche consumare di più, perché il tema che avresti trattato, almeno mi accennavi con Vadis, era quello del granchio blu. Sappiamo che la situazione è sempre più critica, ci sono usciti degli articoli che hanno appunto riportato che diverse produttrici, anche donne, perché ricordiamo che anche nel Polesine come a Goro la metà, almeno sono sicura di questo dato nel Polesine, dei 1500 produttori, la metà sono donne, e alcune hanno rilasciato interviste dicendo che stanno lasciando questa attività perché ormai dopo un anno non vedono la luce. E la situazione è molto grave perché la vongola verace oggi non viene praticamente più prodotta, siamo passati dal 100% a praticamente quasi lo 0% di produzione, e parliamo del fatto che l'Italia era la prima produttrice a livello europeo di vongola verace che quindi era una risorsa
italiana, tipica dell'Emilia Romagna e del Veneto come produzione, come allevamento, e che oggi fa fatica ad esserci. Allora, alternative in questo momento. Una, va bene, noi suggeriamo sempre di creare la filiera del granchio blu per portare sempre più a prelevare questa risorsa. Dobbiamo comunque considerarla una risorsa, anche se diciamo viene da dire calamità naturale, sì, però se non la togliamo dall'acqua imperverserà e mangerà tutto quello che c'è. Quindi bisogna prelevarla e valorizzarla e dare ai produttori e ai pescatori chiaramente quello che meritano per poter proseguire l'attività e anche vivere dignitosamente. Quindi va creata una filiera, ma va sicuramente valorizzato questo granchio. E per quanto riguarda i molluschi, si è sempre parlato tanto di vongola verace prima del granchio blu, perché eravamo appunto i primi produttori, però ricordiamoci che c'è per esempio un'alternativa adesso, il lupino o vongola, si possono chiamare in entrambi i modi, e il lupino, che è il nome scientifico Venus gallina, è un altro mollusco bivalve tipico delle nostre acque, viene solo pescato, non viene allevato. Ce n'è specifica tanto. bene, insomma, sono proprio due cose, diciamo, Sì, uno è allevato, seminato, l'altro invece è proprio pescato, diciamo, con le famose vongolari, le turbosoffianti, anche sono, insomma, vengono anche molte volte attaccate ingiustamente, però insomma è il modo per pescarle. Sono questi grandi griglioni, se voi vedete, e ora poi ti faccio parlare subito Valentina, queste imbarcazioni che chi è dell'Adriatico conosce molto bene, perché nei porticcioli sono questi vagli molto grandi, queste griglie grandi messe di prua a queste imbarcazioni, e quelle sono le famose turbosoffianti o vongolare che servono per prendere la vongola lupina. Continua, perdonami. No, anzi, e tra l'altro ricordiamo anche che essendo un mollusco bivalve devono essere venduti per legge vive e vitali. Quando lo raccolgono, dato che hanno, fatto bene a dirlo, delle griglie proprio per misurare la misura, perché c'è una taglia minima della vongola, che in questo momento è 22 millimetri, e se è sotto, viene rilasciata e continua a vivere, cioè quindi non rilasciamo un prodotto morto, ma in barca si fa questa selezione, quindi è molto sostenibile, cioè proprio quello che precisavi, perché molte volte si parla solo male del sistema di pesca, delle imbarcazioni, il pescatore. Invece magari non si dice che ci sono dei sistemi di vagliatura a bordo e che per quanto riguarda questo tipo di vongola, immediatamente si va a rimettere in acqua il prodotto eventualmente sotto misura per consentirgli di arrivare a maturità, di riprodursi, ed è il motivo per cui fortunatamente questa risorsa c'è ancora in abbondanza adesso nelle nostre acque e andrebbe valorizzata, perché la cosa che ho trovato sempre assurda, anche quando non c'era l'allarme vongola verace, c'è questa carenza a causa del granchio blu, costava un terzo rispetto alla vongola verace, perché la gente la conosce poco. Sì, Lo so, perché però devo dirti la verità, a me non dispiace assolutamente, anzi forse per certi versi non mi far sentire da Vadis che mi picchia, però la preferisco quasi, però ha un prezzo veramente che è ridicolo molte volte rispetto proprio alla vongola verace, e anche un mercato completamente diverso, perché ha dei flussi, diciamo, di mercato molto minori rispetto alla vongola verace, che viene esportata, viene consumata in Spagna, viene consumata in tutta Europa. Invece a volte i nostri vongolari, magari anche più così è meglio la gestione, però sai bene che gli viene detto no, non pescatela perché il mercato non ce la richiede. Invece si potrebbe consumare anche di più, insomma, quello che rispetto ai quantitativi che si possono avere sul mercato, si potrebbe avere di più sul mercato. Sì, è quello che infatti vogliamo comunicare anche attraverso la tua trasmissione, è proprio quella, cioè di cercarla, dato che adesso c'è il problema di non trovare o trovare a prezzi molto alti la vongola verace. Trovarla tra l'altro di importazione non fa male, però se abbiamo tanta vongola nostrana di pesca che è il lupino, proviamo il lupino. Chi non l'ha mai mangiato, appunto perché effettivamente è più piccolo della vongola verace, ma molto molto saporito, e appunto la cucina poi è la stessa, i piatti che si possono realizzare sono gli stessi. Per chi ama la vongola verace può allo stesso modo utilizzare per le stesse preparazioni il lupino, e suggeriamo di assaggiarlo, anzi sarebbe anche da parte dei produttori questo da portare anche un prezzo maggiore, adesso non perché vogliamo far pagare di più, ma vogliamo far resistere la flotta nazionale che pesca questo prodotto, dandogli dignità, perché fondamentalmente il problema è che secondo me anche sulla cozza stessa, che è ritenuto un mollusco povero,
a mio parere il prezzo della cozza nazionale non è coerente con la di questi prodotti si conoscono poco, quindi la gente ormai è abituata ad andare ok, sono bloccato, mi sentite? No, io ti ho sentito, non so se okay. Io ti ho sentito a strappi, però puoi ripetere gli ultimi 30 secondi di frasi, forse, non so se l'ho persi io o le perse. Assolutamente, dobbiamo valorizzare questo prodotto, dobbiamo valorizzarlo facendo capire cosa c'è dietro alle produzioni di vongola verace, lupino, cozza, perché i prezzi, in particolare del lupino, così come della cozza, a mio parere, sono bassi rispetto al sistema produttivo che viene realizzato. Chiaramente la concorrenza è altissima perché da altri paesi dove i costi di produzione sono più bassi ci arriva prodotto a dei costi che sono più bassi. Tra parentesi, semilavorati che sono anche abbastanza disgustosi, famosi vasettini, per favore, lo so, noi dovremmo fare un passo da gigante, cara Valentina, perché dovremmo essere capaci noi di fare quei semilavorati di qualità, perché molte volte sono... le persone dicono ma devo fare una pasta, perché devo andare a prendere e poi devo prendere le vongole, mettere perché poi c'è la sabbia, devo mettere di qua, poi non so come fare, se mai mi rimane tutta la sabbia dentro, ricordiamo nella lupino naturalmente c'è questo problema, no? del fatto di allora vanno lì e dicono prendo il vasetto, ce lo butto dentro, che è cacca molte volte, perché sono prodotti chissà dove li hanno fatti tutti di qua di là. Quindi noi dovremmo essere bravi a fare dei lavori, dei semilavorati noi, del trasformato che possa arrivare di qualità sul mercato italiano. Però ecco, tutto questo cosa ci potrebbe essere, ad esempio, invece per lavorare un prodotto, diciamo, insomma, cosa possiamo dire ai nostri radioascoltatori anche nella scelta? Allora, direi che quello che hai appena detto è il futuro, cioè nel senso che intanto i produttori devono prendere questa coscienza. Ho visto che qualcuno l'ha fatto, purtroppo hanno dovuto vedere il granchio blu prima di decidere di farlo, ma qualcuno ha detto effettivamente, faccio l'esempio, la cozza è una produzione nei mesi caldi, soltanto in Italia. Certo. Quindi finalmente qualcuno ha cominciato a dire ma se la apriamo e facciamo anche noi il prodotto, la polpa, no? Che può poi essere venduta tutto l'anno, congelata a basse temperature con le nuove tecnologie innovative che ci sono. Quindi diciamo che il prodotto pronto finalmente di filiera italiana si sta cominciando a ragionare. La strada da fare è ancora importante, però dobbiamo arrivare a questo, valorizzare al massimo le nostre produzioni, perché venderle intere, vive vitali come oggi, ci limita a periodi, a stagioni. Torniamo alla sacca di Scardovari. Adesso in questo periodo che c'è molto caldo, già fanno fatica a sopravvivere i molluschi, quindi parlo delle cozze, quindi diciamo si limita ulteriormente il loro periodo di produzione. Sicuramente andarle a trasformare in qualsiasi maniera li aiuterebbe ad avere un mercato più lungo, quindi una vita commerciale più lunga, e sicuramente darebbe un maggiore spazio al produttore e anche la possibilità ai consumatori di averla tutto l'anno. Quindi i consumatori cosa devono fare? Intanto capire la differenza tra i molluschi, perché oggi è il tema di tutte le puntate che stiamo facendo insieme, Lorenzo, vanno dal pescivendolo, avrei bisogno di cozze, avrei bisogno di vongole, avrei bisogno, no? Cioè, ma quali? Voglio certo. La cozza Gallo Provincialis oppure la Edulis, quindi l'Atlantica o la Mediterranea? Non sono uguali, sono molto simili. L'Atlantica si trova spesso, io non mi è mai capitato poi non vado sinceramente con diciamo tutti i vivai qua davanti a casa mia, vabbè, a pochi metri. Fai testo. Va bene, ma esiste, cioè la cozza ad esempio, cioè se uno chiede una cozza a caso, gli può arrivare secondo te l'Atlantica? Diciamo, allora,
al 90% gli arriva la spagnola, che poi magari è la specie anche gallo provincialis che si può allevare anche in Italia, però diciamo che in Italia la maggioranza dell'anno troviamo la cozza origine Spagna, che è allevata a Spagna. Quindi noi dovremmo controllare non solo la specie ma anche l'origine, perché comunque ne prendiamo tantissimo. Allora, se intanto chiediamo, la prima cosa è quale cozza, poi dopo quale vongola. Quindi vongola verace, il lupino, è quella la seconda domanda. L'altra è origine. Per il prodotto allevato ricordiamo che deve essere scritto in etichetta il paese dove è stato prevalentemente allevato e quindi è obbligatorio, basta leggerlo. E lo stesso si può anche chiedere al ristorante, se si va a consumare si può dire questo è a origine italiana o estera. Non ripeto nulla, lo ripeto verso l'estero, però quando si può chiediamo anche il nostro prodotto, questo che possiamo fare. Diciamolo, è un mantra, ora mi dispiace sempre ripeterlo, ricordatevi sempre per il consumo di qualsiasi prodotto, devo dire la verità, deve essere una cosa, chi dà più informazioni, chi scrive più informazioni, è sempre qualcosa di... E quando vi dicono questo è un pesce italiano, soprattutto non ve lo dicono sulla voce, ma lo scrivono, se lo scrivono deve essere quello che viene scritto, deve esserci una bolla d'accompagnamento, ci deve essere tutta la tracciabilità e tanta tracciabilità che magari non vedete ma che è in possesso del commerciante, che deve dirvi che quel prodotto è stato pescato da quell'imbarcazione o arriva da quell'allevamento. Quindi insomma, chi dichiara di più sceglietelo sempre rispetto a chi lascia nel limbo, anche perché fatemi dire, dato che i prodotti italiani molte volte costano di più rispetto agli altri, chi lo dichiara, insomma, è difficile che uno che compri un prodotto italiano, che sta vendendo un pesce italiano o che viene, non lo dica, insomma, perché è un modo anche per valorizzare il piatto che consumate al ristorante, oppure diciamo il sacchettino del pesce che vi dà in mano il pescivendolo. Sbaglio, Valentina? Assolutamente, quindi va premiato, perché altrimenti è disincentivato, cioè siamo noi che possiamo aiutare il mercato facendo domanda, chiedendo in pescheria che vogliamo quel prodotto, altrimenti, ripeto, la subiamo. Questo l'abbiamo sempre detto. Chi può permetterselo, quando può permetterselo, anche magari mangiandolo una volta in meno, io dico, anche tenendoci tanto alla sopravvivenza della nostra produzione ittica nazionale, proviamo a scegliere una tantum il prodotto italiano da chi ce lo garantisce di più, e chi ce lo garantisce di più è quello che dicevi te, cioè chi lo scrive in etichetta, anche se non è un'informazione obbligatoria indicare che il prodotto è nazionale, sia al ristorante che in pescheria. E guardiamo meglio i nomi, non generalizziamo, questo è veramente anche importante. E un'altra cosa che mi sento di dire è che nel reparto del fresco noi troviamo i molluschi bivalvi di solito non sul ghiaccio, ma in quel reparto con sotto i buchi, di solito perché il ghiaccio li ucciderebbe più facilmente, invece lì è un diciamo raffreddamento ventilato che consente ai molluschi di mantenersi vivi e vitali. In quel reparto, nella retina, due cose: intanto scegliere possibilmente di comprare tutta la retina, perché adesso vendono anche confezioni piccole e di peso. Valentina, ti devo stoppare perché andiamo in pausa 30 secondi, non mettere la musica, Lorenzo, te lo dico in diretta, così continuiamo questo discorso con Valentina, anche perché dopo parleremo di mal di pancia e di vacanze passate sul gabinetto, quindi state molto attenti anche per evitare questo inconveniente. A tra poco, ci sentiamo tra poco. Senza filtri né censure, la tua radio. A voi la linea. E allora siamo sempre con Valentina Tepedino dal suo blog Informare per non abboccare, anzi ricordo per chi volesse farci anche delle domande in diretta, vi prego, naturalmente abbiamo una giornata diciamo politicamente che ha scosso soprattutto da me da Ligure, perché c'è stata la dimissione del presidente Toti, però
qua stiamo parlando con un'espertissima, quindi se volete intervenire in questi minuti magari lo fate proprio facendogli delle domande al 340 67 09 659, potete mandare i WhatsApp, perdonatemi, a questo numero, mentre potete chiamare lo 0292 94722. Vedete come avvicino la faccia allo schermo perché anch'io sto diventando un po' vecchio, quindi non riesco più a leggere, anche se mi sono operato di miopia, quindi insomma dovrei anche preoccuparmi perché gli occhi dovrei averceli buoni, però insomma. Continuiamo il discorso, Valentina, anche perché, come dicevamo, ora finiamo questo discorso iniziale, poi darai anche dei consigli preziosi per evitare di passare dei brutti momenti, poi spiegheremo perché, vai. Sì, no, ma questo che stiamo dicendo adesso è propedeutico a quello che diremo dopo. È propedeutico per non passare delle vacanze sul gabinetto, ecco. Esatto, dato che sono anche costose ormai anche le vacanze, tanto vale che evitare... Tanto vale non vedere solamente il VCU di una nave da crociera. Anche perché ultimamente il livello degli hotel, anche quello potrebbe essere un tema da puntata, non è più come una volta, cioè lo vedi su internet in una maniera, poi quando ci entri spesso la stanza non corrisponde, il bagno ancora peggio. Infatti, quindi passarci, anche perché leggo per i nostri ascoltatori, così metto già, diciamo, un po' un pizzico di sale, no? Sarebbe un pizzico di qualcos'altro, ma non lo diciamo. Un titolo di giornale che mi hai mandato proprio prima della trasmissione: chiusi in cabina con vomito e diarrea incontrollabili, crociera da incubo per 200 passeggeri, e c'è proprio il problema del norovirus. Ora lasciamo stare che potrebbe arrivare anche dall'acqua, da tante altre cose, però c'è naturalmente questo problema. Alcune volte mi viene da pensare, di solito, ad esempio, anche nelle ostriche, comunque in alcuni alimenti, muscoli bivalvi. Sì, ecco, spiegaci come si prende il norovirus, come possiamo evitarlo e tutti i suggerimenti utili. Ogni tanto un'ostrica, c'è l'ostrica che dici porca miseria perché l'ho mangiata, perché mi è successo anche a me, però insomma, come possiamo evitare il 99,9% delle volte di finire dopo una bella cena sul gabinetto? Guarda, allora, propedeutico è intanto la scelta, non prendiamo la retina intera di molluschi, così siamo almeno sicuri del lotto. Il lotto significa che sappiamo che quella confezione è quella, non è stata aperta e messo del prodotto diverso da quel lotto. È anche molto importante, fammi dire, perché nel momento in cui, e questo ci tengo a sottolinearlo per gli ascoltatori, voi segnalate naturalmente che siete stati male, magari anche andate all'ospedale, la prima cosa che vi chiedono è dove le avete presi, l'etichetta, perché poi risalgono tramite quell'etichetta al commerciante, al produttore, e vanno, se ancora in tempo, se c'è naturalmente che non sia stato già mangiato da tutti, vanno a ritirare il prodotto per evitare che altri consumatori, questo è, diciamo, noi la tracciabilità, forse Federica, scusami Valentina, perdonami, sono in tilt, facciamo sempre, la buttiamo, la teniamo per valorizzare i prodotti etici, ma sul discorso tracciabilità, soprattutto delle informazioni, servono per l'igiene degli alimenti, come ben sai, dato che sei veterinaria, e quindi per risalire, in caso di problemi che possono essere di vario tipo, andare a prendere l'otto e richiamare tutti i vari commercianti, dal produttore chiama tutti i commercianti, ritirano di nuovo il lotto, e quindi si può evitare che vada in commercio altro prodotto facendo sentire male altre persone. Scusami per la divagazione. No, è esattamente, meglio ribadirla molto questo concetto, perché avere l'etichetta effettiva che non si può togliere perché è ben adesa la confezione, deve essere inamovibile, si dice, e quindi comprare la confezione integra ci dà maggiore sicurezza. Questa è la prima cosa. La seconda è, non lo possiamo fare nel banco pescheria, ma quando arriviamo a casa dobbiamo verificare che sono vive vitali, perché è un obbligo di legge, ma per una nostra sicurezza, quindi una nostra tutela. E come facciamo? Vive vitali significa che normalmente il mollusco, se vivo, tende a stare chiuso perché è vivo e quindi ha la forza di tenere le valve cosiddette chiuse, la conchiglia chiusa. Faccio il gesto con la mano, per chi non perché ci può vedere la televisione, certo. Però diciamo che man mano che sta fuori tende un po' ad aprire queste valve, cioè il guscio, e però quando è che è molto vitale? Quando, come mi avvicino di nuovo al guscio, chiude immediatamente le valve, e quindi automaticamente questo significa che è ancora molto vitale. Quando in pratica fa sempre più fatica a richiudersi dopo essersi aperta, vuol dire che sta morendo. Quando non si chiude proprio, vuol dire che è morta. Allora chiaramente quelle morte non le devo consumare, e
chiaramente finché sono vive vitali le posso consumare, e questo è un'altra cosa che va detta, perché oltre a quelle proprio chiuse che non si aprono con la cottura, anche quelle vanno lasciate perché sicuramente sono morte e sono poi probabilmente anche piene di sabbia, e quindi vanno a rovinare poi tutto quello che eventualmente vado a condire con la stessa. Quindi prestare attenzione anche a queste precauzioni che ho detto. Tornando al tema più specifico norovirus, purtroppo i casi si stanno costantemente replicando, non si sa, adesso la crociera capiranno da cosa deriva il problema norovirus, dall'acqua in generale o dal consumo di molluschi bivalvi crudi, una verdura diciamo anche consumata cruda o comunque che la conteneva. Qual è il problema? Il problema è che può capitare, come dicevi giustamente tu, non è né una colpa del produttore né tanto del distributore. In questo momento, quello che dico può sembrare un po' stupido, ma i controlli dove sono? Sei un medico veterinario, cosa mi stai dicendo? Ecco, quello che ti sto dicendo è che sul norovirus oggi non c'è un sistema di controllo utile a definire al 100% rischio zero, a parte che non esiste per niente, cioè neanche su, non so, l'Anisakis, che c'è una normativa ben specifica che dice appunto che come bisogna controllare il prodotto. Per il norovirus il problema è che oggi non c'è un controllo che può essere puntuale, salvo dover effettuare l'indagine su ogni lotto, cosa che oggi è impossibile. Quindi qual è la soluzione in questo momento? Intanto che capiscono come devono agire, che capiscono, intendo, le istituzioni deputate a fare qualche cosa, perché in questo momento deve essere la Commissione europea e poi i ministeri di riferimento, Ministero della Salute, chiaramente l'EFSA ha dato dei pareri in merito, però qual è oggi cosa possiamo dire che ci sta ascoltando e che sente queste notizie? È che se sei anziano, se sei immunodepresso in qualche maniera, se non sei fortificato sei stato appena malato per qualsiasi tipo di problema, se sei un bambino, un infante, evita di mangiare molluschi bivalvi crudi, che sia ostrica o altro, perché il rischio è elevatissimo di avere un problema gastroenterico. Ti faccio una domanda. Sì. Hai dato un consiglio importantissimo da segnarsi proprio anche, diciamo, a chiare lettere sull'agenda, e ricordando quando si va a fare la spesa, ma sull'ostrica, dato che l'ostrica è quella che entusiasma, ha un certo fascino, ma spaventa di più. Io mi ricorderò sempre un ufficio sanitario locale che aveva chiesto di mettere sull'etichettatura dell'ostrica per commercializzarlo, sai bene, è stato un caso qua spezzino, consumare previa cottura. Ora, ogni tanto le fai le ostriche, diciamo, io le ho mangiate le ostriche cotte, sì. Però non è che si mangi così l'ostrica, lo sappiamo tutti, l'ostrica come si mangia cruda, si mangia proprio con la sua acquetta appena aperta, messa lì così. Ecco, com'è la situazione? Perché l'ostrica è quella che sinceramente ogni tanto è un po' da roulette russa, mi viene da dire. Sì, è esattamente quello, è intanto una presa in giro anche questa, diciamo, frase, perché certo. è solo sembra per tutelarsi, poi alla fine il consumatore si trova davanti e dice: ma io ho comprato le ostriche per cuocerle. Bravo, ma no, ma infatti, ma molto spesso neanche lo leggi, dice: ma te l'avevo scritto, sì, ma mi stai prendendo in giro, perché effettivamente per l'ostrica esattamente la normalità è consumarle crude. Allora l'atteggiamento dovrebbe essere diverso, secondo me, da parte delle istituzioni deputate, ad arrivare a suggerire, come è stato fatto per l'Anisakis. Per l'Anisakis, così lo diciamo a chi ci ascolta, oggi è obbligatorio un cartello da qualche anno in pescheria, dove si dice: signori, se volete consumare il pesce crudo lo dovete abbattere per almeno 96 ore a meno 18 nel vostro freezer domestico, perché hanno capito che non è possibile in nessun altro modo tutelare chi vuole mangiare questo, perché non possiamo controllare alice per alice, sgombro per sgombro, cioè quindi ma poi esiste sempre, assolutamente, anzi io vorrei anche dire ai nostri radioascoltatori, purtroppo molte di questi parassiti o virus sono cose del tutto naturali, anche l'Anisakis ora non so se è una teoria conclamata, però si diceva quando ai tempi dell'università io studiavo soprattutto non tanto i piccoli pelagici, quindi le acciughe che non possono avere all'interno dell'Anisakis, ma
i cetacei dicevano praticamente che aumentando i delfini e quindi aumentando l'ospite finale in mare era aumentato anche, diciamo, il discorso del parassita, perché come esistono, sono in natura, ci sono. Ora, per sbaglio, dato che dovrebbero finire, non finiscono il loro ciclo biologico dentro noi, è un errore, perché poi non riescono ad andare da nessuna parte, però insomma ci sono e quindi bisogna stare attenti senza spaventarsi, mi viene da dire, quindi seguendo cioè è qualcosa di naturale, spieghiamo, quando non è una cosa diciamo che è nata o teorie complottiste, anche le acciughe non si possono più mangiare o anche i pesci hanno dei problemi, no, è del tutto naturale che ci siano dei parassiti come ci sono sempre stati, come c'erano i parassiti, fortunatamente li abbiamo debellati, li curiamo nell'uomo, ma tanti animali hanno dei parassiti che naturalmente sfruttano i vari organismi per i vari passaggi, diciamo, larvali dello stato, diciamo, della loro ciclo vitale. Quindi questo è il caso dell'Anisakis. Scusami Valentina, No, vai. no, hai fatto bene a ricordarlo come per tutte le altre cose che hai detto, perché è naturale, cioè proprio esattamente questo. L'anisakis è normalmente presente, può essere normalmente presente in tutti, tra l'altro, non solo le acciughe, dice allora non mangio il tonno, no, in tutte le specie marine e neanche nei cefalopodi, cioè polpo, calamaro, totano. Quindi può essere naturalmente presente, non è un fatto, ripeto, che porti in allarme, anzi, come giustamente dicevi, nelle aree marine protette, dove ci sono tanti delfini, può esserci anche una quantità maggiore perché lì c'è il suo ciclo più definitivo, perché noi uomini non lo saremo. C'è venuta la moda del pesce crudo, per cui diciamo negli anni, pur non essendo l'ospite definitivo, abbiamo avuto la possibilità purtroppo di assumere la larva. Però ecco, è naturale. Allora, come è stato risolto il problema? Con la normativa e i controlli, per carità, ma anche rendendo consapevole il consumatore, dicendo, dato che è impossibile controllare tutto e non ha neanche senso, e dato che se tu ti congeli questo prodotto nel tuo freezer, poi non ce l'hai il problema, o lo cuoci o lo congeli ed è risolto il problema senza fare allarmismo. Allo stesso modo dovremmo arrivare, questa è una mia opinione, con le ostriche e altri molluschi a chi piace mangiarli crudi, dire signori non c'è nessun problema, però o li cuocete oppure diamo gli estremi chiaramente per la tempo-temperatura, oppure questo prodotto potrebbe portare una gastroenterite se sei in condizioni debilitate, perché in questo caso il congelamento non funziona, quindi lo avvisiamo che sei in una condizione di debilitazione, oppure, ripeto, anziano, lo dà suo figlio piccolo, eccetera, eccetera, potrebbe metterlo a rischio. Questo gli va detto perché se siamo in perfetta salute, sì, comunque potrebbe, dipende dalla quantità che consumiamo, eccetera, avere un problema, però fondamentalmente si risolve anche senza darci particolari problemi. Il problema è che può dare delle conseguenze anche più gravi a persone, ripeto, debilitate. In ogni caso non è piacevole e comunque è corretto rendere consapevoli. Invece di scrivere quella stupidaggine da consumarsi previa cottura, perché sulle ostriche in particolare, a mio parere, la sento come una presa in giro, è meglio avvisare questo prodotto potrebbe dare problemi di gastroenterite, soprattutto a persone debilitate. Diversamente, domani dovrebbe diventare, per chi vuole evitare questa questione, dovrebbe fare delle analisi su ogni lotto. Cioè, allora comincia e si organizza per dare un prodotto che è verificato al 100%, altrimenti ci stiamo prendendo in giro, finché non ci saranno altre soluzioni. Cioè, oggi non ci sono e quindi mi sento di dire così. Io spero che la ricerca scientifica e anche la normativa vadano a dare delle soluzioni differenti, però oggi che non ci sono, preferire, cioè, l'unica cosa che possiamo fare in una trasmissione di informazione è dire attenzione, non è che è cattivo il produttore o il distributore o lo chef, però fate attenzione anche voi, perché purtroppo ad oggi non ci sono molte vie diverse per gestire la situazione. Ecco, non si rischia, Valentina, di spaventare un po' il consumatore che magari, insomma, prima è un po' inconsapevole e lo mangia, diciamo la cosa così. Cioè, come riusciamo a far passare un messaggio? Aspetta che ci sta chiamando prima di continuare, perché pronto, chi è?
Ciao, sono Castelluccia Michele. Ciao Michele Castelluccia, e ti ringrazio che ci hai chiamato. Allora, questo è il nostro, dovrei aver chiamato io perché dovresti essere te l'ospite, però è un nostro radioascoltatore che in questo momento è il presidente del consorzio di gestione dei molluschi di Rimini, quindi insomma una persona che sa bene, insomma è chiamato, naturalmente parlavamo di te. Come va Michele? Va benissimo, grazie mille Lorenzo, complimenti alla trasmissione, guarda, è proprio, state dicendo proprio le cose che io voglio sentire, che la gente deve chiedere quando vai ai ristoranti da dove viene il prodotto, alle pescherie uguale, di incentivare a comprare la roba. Posso parlare Lorenzo? Posso continuare? Sì, vai, assolutamente, qua sei libero di dire quello che vuoi Michele, però intanto ti faccio una domanda. Te sei armatore, pescatore, turbosoffiante, presidente di un consorzio, quindi anche di tante realtà proprio dell'Adriatico. Qual è il messaggio che ti viene da dire? Lo stavi già dicendo, ma ti voglio, diciamo, a dirlo ancora con più forza, dato che rappresenti una bella realtà della nostra Italia. Guarda, noi proprio il Consorzio di Rimini abbiamo fatto proprio da qualche mese il marchio, abbiamo registrato il marchio di Vongola Romagnola. Cioè con questo marchio noi, la gente con codice QR code riesce a vedere la barca che l'ha pescato, il giorno che l'ha pescato, riesce a vedere la zona che è stato pescato il prodotto. Dunque tutto quello che state dicendo voi noi l'abbiamo fatto in questo marchio. E è una roba che secondo me ci devono dare una mano i consumatori che quando vanno nelle pescherie devono chiedere questi marchi, perché ci sono, soltanto che magari costano qualche 10 centesimi in più, però il prodotto è sicuramente molto più tracciato di quello che non si capisce mai da dove viene, perché i commercianti, magari sono dei commercianti che ritirano il prodotto da tutta Italia e dunque la tracciabilità viene un po' a mancare secondo noi, per quello che abbiamo fatto questo marchio dove veramente Vongola Romagnola viene da questa zona, ma proprio si riesce a vedere proprio la zona dove viene pescato. Ti faccio una domanda, poi lascio la parola naturalmente alla nostra Valentina, insomma, che è la nostra super veterinaria, che penso che tu conoscerai molto bene, però ecco, sul trasformato, perché molte volte è anche un fatto di comodità, perché le tue vongole sono meravigliosi, i sacchetti, voi portate i sacchi interni, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, o escono in mare al Martino, poi magari lo racconti meglio te, le turbosoffianti, fanno le sue ore in mare, prendono i sacchi giusti, perché hanno addirittura un guardianaggio, cioè la capitaneria di porto che controlla, ma hanno anche un servizio di guardianaggio del consorzio, per devono portare i sacchi giusti che vengono richiesti, e c'è un massimo di sacchi che vengono anche per proteggere risorsa e per non naturalmente intasare il mercato. Però parliamo sempre di un prodotto vivo, di un prodotto, ad esempio, visto che ogni tanto qualcuno lo trasforma sottovuoto, però insomma rimane sempre un prodotto, diciamo, da lavorare poi quando si arriva in cucina. Non si arriverà mai, da parte vostra dico, non da parte, diciamo, di una terza parte, come può essere un trasformatore, a riuscire a mandare un prodotto magari più facile da gestire, secondo te Michele? Guarda, qui nella zona di Rimini, sia Cattolica, la cooperativa di Cattolica, che degli altri due ragazzi si sono messi a lavorarlo le vongole e stanno veramente... I famosi sughi, li ho assaggiati, i famosi sughi, ecco. Buonissimi fra allora, parentesi. Sì, va bene, diciamola tutta che io e te ci conosciamo e ogni tanto ci onori della tua presenza qui a Rimini e ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per la pesca che stai facendo. E sì, li hai assaggiati insomma sono tutta altra qualità da quello che si compra, perché viene lavorato il nostro prodotto appena viene in terra ed è veramente un prodotto ottimo. Adesso stiamo cercando di comprarci macchinari, ma costano veramente tanto, magari se uscisse qualche bando fatto ad hoc per incentivare anche noi pescatori insomma, ad aumentare il nostro lavoro, a sviluppare i nostri prodotti, perché ci sono in alcuni periodi che le barche le teniamo ferme, quando invece potremmo andare a pescare per lavorare questo prodotto, visto che ormai la gente ha sempre meno tempo di stare in cucina e insomma... Certo. Abbiamo visto che funziona, solo che ci sono dei costi molto alti per farlo in questo momento. Magari se riuscissimo a avere... Quello sarebbe assolutamente giusto, anche se io penso che il pescatore in teoria dovrebbe fare il pescatore, però è diventato inevitabile
ormai trasformarsi e diventare anche un po' più furbi, perché anche se rotto molte volte, questo lo dico ai radioascoltatori, quel rapporto che una volta era molto sano coi commercianti, c'è ancora in certe parti e in alcuni pescatori e commercianti, però si è rotto quel legame che c'era una volta veramente molto forte fra pesca e commerciante, perché vivevano i soliti problemi e capivano, il commerciante era anche uno molto esperto di pesca, di prodotti ittici. Molte volte si è perso molto, diciamo, anche da parte loro, mi viene da dire, lo dico da pescatore, tanta conoscenza del prodotto ittico e si lavora anche tanto con le importazioni e poi diventi, diciamo, uno che non ti interessa tanto se sopravvive. E quindi quando te compri e trasformi, alla fine non valorizzi poi quindi dobbiamo diventare noi, mi viene da dire purtroppo Michele, anche molte volte quelli che si reinventano, oltre che pescatori, dei produttori, dei trasformatori. Valentina. No, io volevo approfittare quello che diceva il presidente di questa cooperativa, intanto dirgli che si stanno per aprire tutti i FEAMPA nuovi a livello regionale, a livello nazionale e che consentiranno anche di avere fondi per la trasformazione e quindi di monitorarli, perché secondo me potrebbe assolutamente avere l'opportunità di utilizzarli a questo scopo. Quindi è un'opportunità importante per i produttori nazionali, sono sicuramente questi fondi europei e ripeto, proprio tra l'estate si apriranno nelle varie regioni, proprio penso già ad agosto qualcuno li sta già aprendo, qualche regione la sta già aprendo e poi ci saranno anche quelli nazionali. Sicuramente, come dicevate entrambi, è fondamentale dare valore aggiunto e soprattutto che il produttore si appropri di questo valore aggiunto anche economico, cioè non solo darlo al consumatore, ma che anche il guadagno arrivi sempre di più anche a lui, perché se lui vende il prodotto intero, l'altro lo trasforma e lo vende a 4 volte di più, cioè chiaramente deve esserci più correttezza tra i vari livelli della filiera, quindi o si ritrova quel rapporto adeguato tra produttore, trasformatore, distributore, oppure e chiaramente sarà sempre più utile che il produttore vada poi a fare anche il passaggio successivo per stare in piedi e avere dignità nel suo lavoro. E l'altra è un pochettino quello che si è già detto, ossia il problema principale per cui anche quel marchio che sono contenta che appunto hanno fatto, era partito già con quella che chiamano Supercozza, no? In Romagna, raccolta a Marina di Ravenna e adesso la sento sul lupino. È importante, ma è importante farlo, ma soprattutto comunicarlo, così come stiamo facendo in questa trasmissione, perché il problema alla base resta che la gente generalizza, quindi non riesce a premiare questo marchio, ma non riesce a premiare il prodotto nazionale, perché quando legge zona FO 37, perché per il lupino vale la zona di pesca e la normativa europea dice che possiamo scrivere semplicemente Mar Mediterraneo centrale, Mar Adriatico, che potrebbe essere anche qualsiasi altro paese che ha questo tipo di connotazione, il consumatore dice va bene cosa? Cioè, nel senso, non è nazionale, cioè noi dobbiamo trovare il modo di comunicare meglio come fare identificare un prodotto nazionale. Ripeto, non perché ha delle qualità sempre che siano, voglio dire, superiori dal punto di vista soprattutto igienico-sanitario, perché da medico veterinario, ripeto, il prodotto che arriva sul mercato è un prodotto sicuro, ma perché se vogliamo dire, dato che ci riempiamo la bocca di sostenibilità, filiera corta, e vogliamo essere vicini, e poi dopo andiamo a prendere il prodotto che arriva dall'altra parte del mondo, capito? Cioè, non, o comunque non più vicino. Quindi sicuramente per avere maggiore successo bisogna associare, questo viene fatto poco anche nei progetti, a volte si pensa compro la macchina per lavorare, poi non promuovo adeguatamente questo progetto. Ecco, la comunicazione oggi è fondamentale, perché altrimenti non... Sono d'accordo. Michele? Ok, Michele? niente, io condivido pienamente quello che ha detto la dottoressa adesso, anche per quanto riguarda le vongole. Il 90% di quelle confezionate vengono da paesi che devono fare almeno 3 ore di aereo e va a capire. Senza contare che lì non ci sono regole, qui abbiamo i 4 quintali, lì possono pescare 100 quintali, dunque per loro il prezzo non gli interessa, anche se le vendono a 10 centesimi
e dunque noi siamo fuori mercato in questa logica. Dunque la gente dovrebbe capire che le nostre vongole vengono devono fare pochissima strada anche per l'ambiente. Questo qui è una cosa molto positiva, visto che guardiamo sempre a questa questione dell'ambiente. Dobbiamo dirglielo di più, dobbiamo far conoscere anche proprio il vostro lavoro, il vostro territorio, cioè che poi è anche, diciamo, premiante, perché sempre di più poi si associa il prodotto al territorio. Tra l'altro abbiamo dei territori bellissimi di produzione in generale per i nostri prodotti, e quindi è fondamentale, perché sulla pesca io vedo che si sa veramente poco, cioè la gente generalizza perché ha un'idea molto vaga di come sia prodotto un lupino, una cozza, ripeto, una verace, lo stesso granchio blu, che mi ricordo quando è partito, no? Che c'erano quei prezzi che erano un po', chiamiamoli, più alti, no? 5, 6, ne hanno talmente tanto e poi lo vendono così caro. Dico, beh, lasciamoli morire i produttori, cioè non li paghiamo, li devono, dato che ce n'è tanto, devono anche perché anche se ce n'è tanto bisogna andarlo a pescare e faticare, quindi non è ma esatto, ma vai non è proprio così semplice, non è che vai sul mercato. Esatto. Andiamo a fargli vedere cosa significa prendere il granchio blu, vediamo se non gli diamo i soldi che meritano. E allora, per saperne di più, seguite il blog Informare per non abboccare della nostra medico veterinaria Valentina Tepedino, oppure potete seguire anche il periodico mensile o bimensile, semestrale? Semestrale, perdonami, che è un Fish Market. E se trovate, ora non so, ci sono cercati i libri, io l'ho cercato per anni, poi fortunatamente l'ho conosciuta di persona, perché sono dei libri meravigliosi per sapere di più sui pesci, sulle specie etiche italiane e sulle specie naturalmente anche di molluschi, di invertebrati, quindi marini, di ricci, quello che si può consumare, che trovate sui mercati. Quindi insomma dei libri interessantissimi. Dato che parlavi di sponsorizzare, allora a questo punto sponsorizziamo anche naturalmente la vongola romagnola dell'amico Michele Castelluccia, che è il presidente del consorzio dei molluschi, della gestione dei molluschi di Rimini. Quindi grazie Michele di averci chiamato in diretta, e naturalmente grazie a te Valentina Tepedino. Ci risentiamo con te il prossimo venerdì. Ciao Michele, ciao Valentina. Ciao. E allora sono le 19:28. Dopo questa cavalcata sul settore della pesca, ci ritroviamo quasi alla pausa. Tra poco avremo con noi l'onorevole Dario Giacconi, quindi insomma avremo modo di parlare di infrastrutture. Tanto vi do alcune notizie dall'ANSA: incendio al poligono a Prato, 2 morti, quindi naturalmente anche queste notizie di cronaca. Abbiamo pioggia e sabotaggio ai treni sulla Senna, si aprono i giochi, capitale francese blindata e militari in strada, Mattarella arrivato in tribuna d'onore. Quindi insomma scossa di magnitudo 4.0 nei campi Flegrei, frana un costone a Boccoli e nessun ferito. Quindi insomma notizie che ci arrivano dall'Europa, e purtroppo anche questa situazione dei campi Flegrei, che naturalmente è un tema di strettissima attualità. Sono le 19:29, stiamo per andare in pausa. Ci accompagnerà in questo rientro, naturalmente, prima di rientrare in diretta, il nostro chitarrista della settimana, il compianto scomparso prematuramente Stevie Ray Vaughan con Rude Mood dal 1987. A tra poco.
A te la linea, Lorenzo. E ben ritrovati dopo questa breve pausa. Era Stevie Ray Vaughan per il chitarrista della settimana col suo Rude Mood dall'album Texas Flood del 1987. Purtroppo il nostro Stevie ci lasciò nel 27 agosto del 1990, un chitarrista che aveva ancora tantissimo da dire, ma purtroppo perì in un incidente in elicottero. Fra parentesi si narra che quel posto, insomma, era di Eric Clapton, che poi non prese l'elicottero e invece lo prese Stevie Ray Vaughan, che aveva fatto, diciamo, questo concerto insieme a Eric Clapton. Quindi, insomma, sono veramente i casi della vita. Ben ritrovati, quindi sono le 19:35, una cavalcata che è durata abbastanza. Abbiamo improvvisato un po' oggi e io spero che di non avervi tediato con gli argomenti legati al settore ittico. Spero che soprattutto vi siano arrivate anche un po' di informazioni come si deve. Riguardiamo un po' l'ANSA se ci fossero ancora notizie. Aggiornando naturalmente la pagina, sempre sulla scossa ai Campi Flegrei. Vabbè, questa è una notizia naturalmente avvenuta alle 13:46. La scossa è stata avvertita anche a Procida dalla Protezione Civile, non si segnalano danni. Naturalmente è una situazione veramente da attenzionare in modo particolare, come sappiamo quello che sta succedendo negli ultimi mesi. Tra poco, come vi ho detto, avremo per il qui Parlamento l'amico, mi viene da dire, Dario Giacone. Abbiamo fatto anche delle dirette molto interessanti insieme in Sardegna. Con lui abbiamo parlato di agroalimentare tante volte sardo, ma in questo caso parliamo di infrastruttura. Abbiamo parlato anche del caso Marzo, quindi magari gli diremo se l'ha più mangiato o se l'ha più assaggiato. Intanto rimettiamo un attimo il sito dell'ANSA per vedere se ci sono delle notizie ancora sull'ultima ora, oltre le Olimpiadi, e no, siamo ancora, vabbè, vi do qualche altra notizia. La Borsa di Milano chiude poco mossa, quindi più 12% effetto conti su Eni, il gas chiude in rialzo, 32,48 euro. Vertice domenica Roma, CIA Mossad, Qatar, Egitto su Gaza. Lo spread tra BTP, scusate che qua si aggiorna continuamente, qua non sono bravo con il nostro amico Antonino Adanna a leggervi le ANSA, ripeto, scusatemi, lo spread tra BTP e Bande tedeschi chiude in calo a 135 punti. INPS si può chiedere la CIG con temperature oltre 35 gradi. Belgio, sospetti terroristi, sono ceceni legati all'ISIS-K. Quindi per non farci mancare niente abbiamo anche l'ISIS-K, quindi insomma sembra veramente altra sigla che ci fa venire il terrore. Detto questo, come vi dicevo, alle 19:37 minuti, Dario Giaconi, c'è in linea, Lorenzo? Niente ancora Dario Giaconi. Questa è una bella puntata perché i nostri ospiti proprio non ci cagano di striscio, devo dire la verità. Ci fa piacere, anche perché sono due amici. Secondo me, quando chiami gli amici è un casino, perché quando chiami gli amici dicono vabbè, tanto Viviani è un amico, non si arrabbia, quindi siamo del gatto. Mi dispiace per gli ascoltatori che devono anche loro subire questa onta insieme a me di non avere risposta dei nostri interlocutori. Il nostro amico prima Vongolaro, ma ha riparato Michele, ha vinto la Romagna sull'Emilia, c'è da dire, glielo ricorderò e sarà veramente un'onta e disonore, perché diciamo il nostro amico Vadis che doveva collegarsi con noi è emiliano e quindi ha vinto il romagnolo, che addirittura si è proposto e ci ha anche chiamato. È anche un concorrente diretto, perché uno naturalmente l'amico Vadis fa la vongola verace e naturalmente poi abbiamo parlato di lupine invece con l'amico Michele Castelluccia, ma naturalmente sono stupidaggini queste qua. Continuiamo la nostra puntata, 19:39 minuti. Io provo a scrivere Lorenzo a Dario per poter infilarci nel qui Parlamento e per avere gli aggiornamenti. Lorenzo, proprio Dario in linea, quando vuoi. C'è? Sì. E allora vai con la sigla, qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora è collegato con noi l'onorevole Dario Giaconi, che stava per paccarci oggi, quindi ero qua che non sapevo più, dato che eri il secondo, diciamo,
ospite della trasmissione che non riuscivo a contattare, ero abbastanza in panico stasera. Grazie Dario per essere con noi. Con Dario, diciamo, siamo amici da Buonasera a tempo. tutti. Ciao Dario, intanto scusami. Ciao, E caro. intanto, insomma, non parliamo di Casumarzu, non parliamo delle bontà della Sardegna, però una domanda te la faccio. L'hai più mangiato dopo quella volta insieme il Casumarzu? Sì, l'ho mangiato, però ti aspettavo, invece tu mi hai fatto buca, mi hai dato buca, Ah! invece io oggi sono stato di parola. Ah, bravissimo, ti ringrazio. Allora, mettiamoci però veramente a bomba sull'argomento. Insomma, te lavori sul tema infrastrutture da tempo, il tuo, diciamo, mandato parlamentare anche da sardo, in cui insomma il tema infrastrutture è importantissimo. Cosa ci puoi dire, soprattutto sulle attività parlamentari e sulla tua Sardegna? Sulle infrastrutture posso dire di essere anche molto soddisfatto in virtù anche di quella che è stata la dichiarazione del ministro, senatore Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, dove ha ricordato che c'è tra Regione Sardegna, il Ministero, RFI e ANAS un protocollo d'intesa finalizzato al consolidamento e allo sviluppo degli interventi, soprattutto per il potenziamento e l'integrazione dei servizi di mobilità nella regione. Poche parole, stiamo parlando di circa 5 miliardi di euro di infrastrutture stradali che saranno gestite da ANAS. Sono stati previsti, già sono in atto interventi di adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza, ma non solo, ma anche la realizzazione di strade che prima erano incomplete e di strade che prima erano solo promesse, ma alla fine diventeranno realtà. Io ho voluto evidenziare quella che è una delle strade che affronto giornalmente tutto l'anno, la Olbia Santa Teresa Gallura, ma è una strada, credo che anche chi ci sta ascoltando la conosce, è una strada dove durante la stagione estiva, ma non solo, si presenta tortuosa, pericolosa e oltretutto si ha difficoltà perché non vi è alcun spazio per poter superare o un camion o una macchina che va piano per motivi anche personali oppure anche un camper. Quindi è una strada che è di 58 chilometri che purtroppo la si percorre d'estate in 2 ore. E c'è invece un progetto suddiviso in tre progetti, dove il primo è finanziato interamente da ANAS, una piccolissima parte dalla regione Sardegna, per completare il primo tratto stradale da Olbia Nord direzione San Giovanni, che sarebbe l'ingresso di Arzachena Sud. Un'infrastruttura di cui se ne parlava 30 anni, invece da quando è arrivato il governo di centrodestra, da quando c'è il ministro Matteo Salvini, non per essere di parte, non perché io sono della Lega, ma possiamo dire che le risposte stanno arrivando. Non è fatto solo di chiacchiere, ma ci sono documenti che rilevano che le risorse ci sono, le autorizzazioni, alcune mancano, alcune sono state rilasciate in questo ultimo 1 anno e mezzo, 1 anno e 8 mesi, da quando c'è il nostro ministro. Questo può essere una grande risposta a un tema che coinvolge tutti i sardi e coinvolge anche il problema dello spopolamento. Faccio un esempio pratico: se io dovessi trovare lavoro a Olbia e abito a Santa Teresa, a Palau, a Arzachena, purtroppo con la strada che mi ritrovo vado ad abitare ad Olbia. Se invece ho una strada scorrevole, una strada sicura per i motociclisti, per gli ambulanzieri, perché ci sono aree molto isolate in Sardegna. Prendiamo per esempio Sorgono, prendiamo per esempio Santa Teresa, noi abbiamo l'ospedale a 60 km di distanza, quindi
uno per una sicurezza sanitaria, per una sicurezza stradale, cosa fa? Si trasferisce ad Olbia perché il lavoro c'è ad Olbia. Invece, se sa che per tornare a una strada sicura arriva nel breve tempo possibile, rimane nel suo paese di origine. Quindi c'è anche questo tema che fa in modo e maniera che piccoli paesini non si spopolano, ma anzi crescono, perché le risorse rimangono là, si investono là, oltretutto chi fa famiglia fa in modo anche in maniera che i figli rimangono là. Poi ci sono tanti aspetti, tante variabili che non sono solo condizionate dalle infrastrutture, ma è un primo passo per dare risposte non solo ai grandi centri, perché i grandi centri più delle volte godono, diciamo, di quelle risorse, ma anche i piccoli centri, e questo vuol dire che è una politica che tiene conto di tutti, non lasciando nessuno indietro, non facendo in modo e maniera che ci siano cittadini in Serie A e cittadini in Serie B. Abbiamo cittadini in Serie A con questo governo, non cittadini in Serie B, non esistono i cittadini in Serie B. Questo è quanto. Sono pienamente d'accordo con te, e poi è una scommessa, io te lo dico anche da Ligure, abbiamo dei territori dell'entroterra che sono importantissimi dal punto di vista anche della manutenzione. Se noi li perdiamo un territorio che invece è stato curato da queste persone. Naturalmente non possiamo e non dobbiamo essere tutti vivere nelle periferie delle grandi città dove abbiamo i servizi, perché nei paesi, nelle frazioni, nelle paesi più lontani, mal serviti, non si riesce a vivere. Per poi sono anche scelte di campo, perché poi mancano le scuole, mancano, se uno per andare a scuola, un ragazzino deve fare ore e ore con un pullman, oppure se uno per andare all'ospedale, come dicevi bene te, o per avere naturalmente il primo soccorso deve fare delle strade tortuose. Poi la scelta... Lorenzo, scusami se ti interrompo, anche il discorso delle scuole, è normale che le scuole chiudono, perché se tu nelle scuole hai 6-7 studenti, perché i figli dei nostri nonni, diciamo, sono andati a vivere nelle grandi città proprio perché non se la sentono di percorrere ogni giorno quella strada. Quindi quei paesi spopolano, mancano le scuole, mancano i servizi, poi inizia a mancare tutto, manca anche quello che chiamiamo il terzo tempo, che ai giovani piace, il campetto per andare a giocare a calcetto, o il luogo di ritrovo per divertirsi, una ludoteca, quant'altro, anche per andare a giocare a padel, a tennis o qualsiasi altra tipologia di sport. Mancando tutto questo, manca anche quella che può essere la piscina. Per fortuna la Sardegna a livello costiero la piscina più grande è il Tirreno, per fortuna ce l'abbiamo a livello naturale, però ci sono anche paesini dell'entroterra, che per arrivare al mare ci vuole tantissimo tempo. Quindi se hanno delle belle strade, delle strade sicure, delle buone strade, io rimango dove sono, perché devo andare via quando ho anche una casa che mi lascia il nonno, che mi lascia il papà, o che ho avuto la fortuna di avere, o che probabilmente anche con l'affitto pago molto di meno, perché io se vado in una città ho degli affitti esorbitanti. Se prendo una casa in un piccolo centro in Sardegna ho un affitto che non dico che non costi, però è irrisorio in confronto all'affitto delle grandi città. Quindi una serie di aspetti che tengono in piedi le infrastrutture, ma soprattutto attraverso le strade. Io credo che sia l'elemento necessario. I romani facevano le strade, se no come comunicavano con gli altri? Giustamente, Già ce l'ha insegnato prima nel tempo, insomma, come mantenere una nazione e i territori uniti. No, ti volevo fare una domanda, però ecco, tutto questo, naturalmente hai parlato bene, governo centrale, non ci sono cittadini di Serie A, di Serie B, ecco, però il nuovo interlocutore del ministro Matteo Salvini mi dicono che sia, diciamo, una persona molto ambientalista, diciamo l'alter ego sardo, diciamo, e che, fra parentesi, una regione a statuto speciale che ha dei poteri comunque anche decisionali più forti rispetto a una regione normale, diciamo una regione a statuto ordinario. Quindi come saranno questi mesi di lavoro? Come li vedi? Dici da un punto di vista della realizzazione delle infrastrutture di strade, oppure magari, di altre? Perché da noi adesso c'è il problema, tra virgolette, non è che l'hanno creato i sardi, c'è il discorso legato alle pale eoliche. C'è adesso questo problema dell'invasione delle pale eoliche,
che è da monitorare, valutare. È normale che i progetti ormai autorizzati, sui progetti autorizzati c'è ben poco da fare perché ti fanno il ricorso al TAR e poi paghi il doppio di quello che dovresti pagare. Però bisogna contenere questa invasione delle paleoliche e verificare realmente quanto ritorno ha la Sardegna, perché c'è un impatto ambientale, vero? Matteo Salvini da quel punto di vista, anche a livello di quando si realizza infrastrutture, è ambientalista, ma bisogna essere ambientalisti, però il problema non bisogna essere estremisti, perché l'estremismo non porta da nessuna parte, l'estremismo fa fare pazzie, fa fare follie, e addirittura l'estremismo blocca la crescita di un paese, di un territorio, di un piccolo territorio. Insomma, a parte il discorso paleolico, ma come ci si raffronta da una parte? Perché io ho sempre, diciamo, il modello giapponese. I giapponesi riescono a fare delle infrastrutture meravigliose senza danneggiare il panorama e facendo le cose che ambientalmente, paesaggisticamente sono compatibili e sono belle, migliorano quasi il paesaggio circostante. Anche noi dovremmo essere bravi con dei territori meravigliosi come i nostri, no? Noi abbiamo un PPR che già vincola il fatto di non realizzare le 4 corsie, vabbè, anche se dalla Santa Teresa a Olbia c'è già un vecchio progetto, quindi non va a intaccare il discorso, però già tutela il territorio a una distanza di un tot di chilometri, che non si possono realizzare determinate strade troppo impattanti che si affacciano sulla costa. Poi abbiamo anche un territorio, abbiamo più di 8.000 siti nuragici, ma dico 8.000, ma sono molto di più, si parla addirittura di 20.000 siti nuragici in Sardegna, e quelli sono da tutelare, perché abbiamo un turismo che non si deve soffermare solo esclusivamente mare. Abbiamo un mare stupendo, ok, ma abbiamo anche una storia, una cultura, una tradizione che assolutamente sì. tutto il mondo ci invidia. Quindi tutelare anche l'aspetto storico è fondamentale, quello che è la storia dei nostri antenati, ma antenati già dall'età della pietra, se no anche molto prima. Bisogna riuscire ad avere il buon senso. Un esempio pratico credo che sia Porto Cervo, la Costa Smeralda, l'Aga Khan è riuscito a investire nella Costa Smeralda, integrando in senso armonioso, perché lì bisogna avere capacità, lì deve essere molto brava chi rilascia le autorizzazioni, come l'ufficio tutela, come la sovrintendenza, devono essere molto bravi a rilasciare autorizzazioni di modo che quell'opera si inserisca in modo armonioso in quel contesto naturale. L'Aga Khan, quando ha costruito in Costa Smeralda, ha fatto in modo e maniera che quelle ville si integrassero armoniosamente, non le vedevi dal mare e addirittura dall'alto non le vedi, perché dall'alto c'è il tetto giardino. Quindi fare in modo e maniera che la natura, che non disturbiamo la natura, ma che noi ci integriamo nella natura, cioè ciò che ci è stato dato, tenendo conto anche del famoso detto indiano, quello che ci hanno rilasciato i nostri figli, cioè ciò che la natura che Dio ci ha donato, dobbiamo fare in modo e maniera di tutelare, ma dobbiamo fare anche lavorare che le infrastrutture, di modo che le infrastrutture si inseriscano e quell'economia vada avanti, tenendo conto di quella che è un po' la storicità della nostra economia, perché l'economia in Sardegna è turismo, agricoltura, allevamento, poi c'è anche il settore terziario, però più che altro sono quei 3 settori fondamentali su cui si radica, su cui le nostre radici si sono profondamente radicate, ed è per quello abbiamo un territorio straordinario, ma non per essere di parte, per essere anche salvo, ma abbiamo anche un cuore, un'anima ospitale che non me ne vogliono gli altri, ma che ben pochi hanno. Assolutamente, noi liguri non ce l'abbiamo, guarda, questo te lo assicuro. No, vabbè, voi io in Liguria, conosco, soprattutto lo dico ai milanesi, non serve che venite, basta che fate un bonifico, noi siamo contenti lo stesso. Ci fate un bonifico, poi state a casa che non vi fate neanche del traffico a venire giù da noi. Di solito la mentalità in Liguria è così, quindi capisco molto bene e conosco molto bene la vostra ospitalità, Dario. Io conosco te, sei una persona deliziosa, preparatissima, anzi mi tolgo il cappello perché credo
credo che di chi conosce il mare come te ce ne siano ben pochi, anche perché hai dietro un curriculum a livello di studi che ben pochi hanno, ma che poi non solo si è fermato all'interno delle mura della scuola, ma che tocca con mano giornalmente. Ma chi è che alle 3, alle 4 del mattino, alle 5 o alle 6 o anche nei giorni che probabilmente uno sta in poltrona a rilassarsi, invece sei tu lì a portare avanti un'attività e a toccare la realtà delle cose e vedere con i trucchi, ed è quello che secondo me il politico deve fare. E io ti dico chapeau davanti a te. Poi chi ci sta ascoltando dirà: ma l'abbiamo fatta complimenti a vicenda, l'abbiamo fatta perché apposta. guarda, No, ho una grandissima stima nei tuoi confronti, sei dei trucchi. Su 400 sei dei pochi, ti dico. grazie a Dario Giagoni, ci corre dietro il tempo, quindi io ringrazio l'onorevole Dario Giagoni, naturalmente a risentirci. Grazie Dario, ciao, Un un saluto abbraccio, e buon viva il caso proseguimento, buona Marzo, serata viva a il caso... tutti. Ti aspetto per il caso Marzo e un buon fermentino di Gallura. Ciao. ciao Dario. Sigla finale di Qui Parlamento. C'è? Lorenzo, batti un colpo. Niente. Allora, Lorenzo, ci sei in regia? Non ti sa, scusami. Allora, sigla finale di Qui Parlamento, così chiudiamo lo stacco. Scusami. Qui Parlamento. Io vi... Dedicato a tutte le signore. Grande Lorenzo, scusami, io tanto ti ringrazio, bravissimo questo ragazzo, ringrazio Lorenzo Barbonari, scusami Lorenzo, Barbonari, ma perché mi viene Barbonari, Lorenzo Barbonari, voglio dire il cognome e mi sbaglio anche a dire il cognome. Lo ringrazio naturalmente per avermi seguito in regia, bravissimo ragazzo giovane e volenteroso, quindi ne avessimo di giovani come te Lorenzo. Detto questo, vi lascio, ci risentiamo la prossima settimana con un pezzaccio che vi dà la carica e vi farà affrontare questa bellissima serata, The Deep Purple. Woman from Tokyo, direttamente dal 1963. Vai con i Deep Purple! Ciao a tutti, alla prossima settimana!
Avete ascoltato Filo Diretto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza